31 maggio e 1 giugno 2014, due date da segnare sul calendario per la città di Rovigo e tutti gli appassionati di cultura. Sono infatti le date della prima edizione di Rovigo Racconta, il primo festival di libri, musica e teatro che si svolgerà nel centro storico di Rovigo e che accoglierà scrittori di interesse nazionale in alcune delle location più belle della città. L'evento sarà diretto dallo scrittore Mattia Signorini, coadiuvato da uno staff interamente composto da collaboratori e volontari under 35. Conta nasce dal fatto che io sono tornato a vivere a Rovigo da poco più di un anno. Prima abitavo a Milano, dove lavoravo nella grossa editoria, sia come scrittore e come anche talent scout di giovani esordienti. Quando sono tornato qui mi è piaciuta l'idea di portare l'esperienza che avevo raccolto nella grande città, insomma in quel mondo, e portarla qua, tra le strade del centro storico di Rovigo. La scelta degli scrittori è caduta proprio su questa parola. Non ho voluto personaggi televisivi che scrivevano i libri, o non ho voluto facce da grande schermo. Ho voluto degli scrittori tutti molto conosciuti, ma che nascessero come persone che ci raccontano delle storie. Dall'Accademia dei Concordi alla Piazzetta Annonaria, dalla Sala della Gran Guardia al Palazzo Roncale e poi ancora al Salone del Grano, al Caffè Borsa e nel giardino di Palazzo Nagliati. La città si trasforma per 2 giorni in un centro di idee e di libri che hanno come tema in questa prima edizione il viaggio. Ci saranno grandi nomi, da Nikolaj Lilin, che presenterà in anteprima il suo nuovo libro che uscirà proprio in quei giorni, dopo Educazione Siberiana, che ha appena visto un film al cinema di Gabriele Salvatores. Ci saranno Andrea Vitali, ci sarà il più famoso barista del mondo e che è anche un po' in qualche modo un illuminato della vita, che è Arrigo Cipriani. Il bar è Larry's Bar, che ha ospitato scrittori come Truman Capote o Hemingway, dove ha scritto un intero libro. Arrigo Cipriani è un ospite molto atteso e berremo con lui il Bellini, che è il cocktail che ha inventato. Il festival si chiuderà domenica sera alle 21:30 in Teatro Sociale con Giulio Casale e Andrea Scanzi, che racconteranno una vita inedita di De André tra parole, canzoni e video appunto mai visti su un cantante che è stato sia scomodo sia però una luce nella poesia del secolo appena trascorso. Rovigo Racconta è organizzato e promosso dalla Fondazione Banca del Monte e dall'Accademia dei Concordi, con la collaborazione del Comune di Rovigo e della Scuola Palomar di Scrittura Creativa, ed è sponsorizzato dalla Banca Credem, che si pone in questo modo come protagonista nella valorizzazione della cultura nella città. La presentazione alla stampa si è svolta lo scorso 7 maggio presso la Fondazione Banca del Monte di Rovigo, alla presenza delle autorità e dai collaboratori attivi dell'evento. Riteniamo che nostra funzione sia quella di cercare di promuovere la cultura e in un certo modo anche l'economia di questa città attraverso manifestazioni di questo tipo e con questa qualità e con questi soggetti interpreti. Questo non è certamente nelle nostre idee un episodio a sé, ma è con tutta probabilità, sperando che non ci siano inconvenienti, ma siamo certi che no, sarà soltanto il primo di tanti festival che si faranno di anno in anno e probabilmente addirittura per periodi più lunghi e anche a volte con episodi collegati al festival che si svolgano in periodi diversi da quello scelto per il festival, che resterà stabile. Il programma dettagliato degli incontri di Rovigo Racconta 2014 è disponibile sul sito www.rovigoracconta.it.